sarei rimasto volentieri in altro pochetto qua, perché guarda. Buongiorno CP, abbiamo la spiaggia privata, voglio dire, quindi si sta molto bene. Il CP ha le sue robe zinganate. Avevamo persino le rame per il fuoco, cioè guarda che robe. Bello, molto molto bello, molto comodo. Sarei rimasto proprio 2 giorni, tipo a montarmi i video. Alessia stava lì a raccogliere le peorasse, si leggeva i suoi libri e che devo andare appunto dai sindacati dopo, poi vado a vedere se c'è la batteria per il pennino del Surface e fai robette, insomma. Buongiorno Italia! Mm. Beh, effettivamente, buongiorno un caso. No, buongiorno un caso perché siamo al venerdì 15 febbraio, no? Io mi stavo un po', tra virgolette, studiando, no, il viaggetto da fare, no, in slow, cioè il mio viaggetto lento che volevo tanto andare, cioè tanto, volevo farmi Francia e Spagna, forse Portogallo, molto lentamente. Per il discorso Francia e Pitbull, American Pitbull Terrier, tu sai, lì ho approfondito molto. La teoria è che se ti beccano ti arrestano e hai 6 mesi di carcere. La pratica invece è che moltissima gente è passata coi Pitbull, non gli hanno detto niente, e altri invece è successo, italiani che sono andati, gli hanno sequestrato il cane e per riaverlo hanno dovuto pagare 1000 euro di multa, sì, non 6000, però comunque 1000 euro buttali via, e poi ovviamente ritornare subito in Italia. Quindi un po' come da noi, insomma, la legge assurda o non assurda c'è, poi chi la conosce e la applica è un altro paio di maniche. Quindi niente, il rischio è grandino, ma a parte il rischio, cioè tu viaggeresti con l'ansia, cioè non è bello fare un viaggio del genere, no? Cioè non è che stai andando a rubare, stai andando a fare chissà cosa, no? Io credo che farò il giretto dell'Italia. Adesso probabilmente magari quando la Lessi inizierà la stagione di nuovo, diciamo che sarà molto impegnata come l'anno scorso e quindi sarebbe meglio insomma farlo sotto il periodo estivo col CP. A questo punto, beh, senz'altro il Giro dell'Italia, quello senz'altro, vabbè, ci sta, come dicono i teenager, no? Però dopo, per quanto riguarda l'estero, non lo so, perché dopo sono venuto a sapere di altri stati che ancora che non vogliono il pitbull, addirittura anche il Portogallo, questo l'ho scoperto oggi da una che deve andare lì, e porca miseria. Poi non vorrei dir cazzate, anche la Norvegia, perché insomma io dopo ho anche pensato, vabbè, magari primavera quando c'è caldo così, fare anche dei paesi nordici non sarebbe male, però è un casino ragazzi, è un casino, cioè un casino della serie. Da una parte chi se ne frega, il giretto dell'Italia me lo faccio molto volentieri, cioè in Italia abbiamo dei posti stupendi. Purtroppo dell'Italia devo anche dire c'è tantissima delinquenza, magari in altri tipi di posti sarei stato molto più tranquillo, cioè in Scozia ad esempio io là lascerei il camper con le chiavi su, capisci? Perché conosco molto bene come funziona in Scozia, porca puttana. Era quello che io cercavo, no? Un paesino tranquillo e anche bello, non dico selvaggio, però tipo sei il nord della Francia, la Scozia, quelli sono i posti che a me piacerebbero, un qualcosa da visitare proprio con la massima tranquillità, che puoi permetterti di lasciare il camper parcheggiato e andarti a visitare tutta la giornata in bici o a piedi quello che c'è intorno, no? Cioè, non sta sempre là. Ti dico, in Francia, ti ricordi il video della Francia? Perché sono andato in campeggio? Per la paura dei furti e ho detto, cazzo, era comunque una vacanza perché lavoravo, no? Quindi andare in vacanza, cioè avere poco tempo a disposizione, cioè quello sostanzialmente è la vacanza, no? Per visitare un posto e visitarlo sempre lì con l'ansia, la paura, aspetta vado a controllare che non mi entrano in camper qua e là. No, vai in mona, cioè là l'ho lasciato in campeggio proprio per quello e sono andato via a piedi e mi sono fatto chilometri, strachilometri per le spiazzette, per i paesini, eccetera, insomma. Vabbè, dai, il giretto dell'Italia è comunque una cosa che avevo al 100% deciso di fare, perché ho detto poi magari è anche simpatico, no? Perché tu mi dicono sempre quando passi di qua fermati, quando passi di là fermati, e allora magari appena sarà un po' allineato con i video o comunque magari lo scrivo nel gruppo, fra 2 giorni vado lì, fra domani mi sposto e vado in quest'altra città qui, che così magari si trova anche qualcuno, no? Cioè, è simpatica la storiazza, quindi vi butto dentro a forza nei video. E in questi giorni avrei dovuto, diciamo, essere tipo nelle zone Padova, così volevo provare un'arietta di sosta, perché bellissima
bellissimo il Veneto qua in zona dove sto, bellissimo il Friuli dove vado spesso, però insomma anche il Friuli per quanto bello, insomma è diventato quasi casa, quindi insomma volevo andare un po' più ad ovest anziché ad est, provare qualche area di sosta gratuita, ma anche per me, insomma, cioè non solo per fare le segnalazioni e le puntine, anche per me, anche perché insomma giustamente le puntine e le segnalazioni non interpretarla male, ma sono per me, dopo io le condivido anche agli altri, no? Perché mi sembra stupido che uno trova una bella cosa e si scrive tutti i dettagli e posizioni GPS e se le tiene per sé, cioè è un peccato, è un sacrilegio, insomma, capisci? Per quello, insomma, sono nate anche le puntine le ho sempre fatte e poi ho detto, vabbè, facciamo un libro, dopo il libro ho cambiato idea, ho detto no, facciamo il sito, poi dal sito sono nati i video e poi dai video sono nati dietro alle quinte che alla fine è ciò che tu segui di più, porca troia, cioè faccio i video dei bei posti, dei bei borghetti, non ho, e vedi tipo 800 visualizzazioni, parlo di stronzate, un video del cazzo, tipo adesso e ti vanno su a 2-3 mila, ma vai, mona, cazzo, porca troia, va bene, dai. E allora niente, pospongo un attimo sto discorso di Padova così perché sto aspettando un mouse che mi torna indietro da Amazon e l'ho fatto arrivare da mia nonna, quindi appena arriverà vado da lei. Poi domani qua c'è il carnevale a Cortellazzo che è vicino dove sono parcheggiato io adesso, quindi verrà Michele, Michele è uno dei tu che hai visto nel video del raduno in Bruscia e così ci si trova con Michele. Si proverà anche a fare le finestre, se le finestre e la dinetta del Singano. Queste che sono tutte strussate, vedi tutto lo strussamento. E si prova a vedere di farle tornare cioè, nuove. Lui dice, ma io ho fatto, io guarda, boh, spero, Michele, guarda che testimone qua, tutta Italia e anche a qualche cantone estero, insomma, ste me pinge a finestra qua, se danni, cazzo. Cioè, danni morali intendo, danni psicologici. Psicologici. Vabbè, e dopodiché dai, emigriamo in zona Padova, vado a trovare anche un amico a Treviso, questo forse ritorno, e vediamo cosa c'è lì intorno. Io pensavo intanto di visitare l'area sosta gratuita di Cittadella, che c'ero già stato quella volta, no? Però siccome c'erano dei rumeni che facevano domande un po' troppo strane, hai capito? E allora lì sono stato tutto il tempo in camper e dopo sono andato via. Quindi il castello non l'ho mai visitato perché si è alle porte del castello, no? È molto interessante secondo me come zona quella lì. Dopodiché vediamo cosa c'è intorno, senza finire in montagna come al solito, perché ogni volta che Singano dice faccio il viaggio di relax, no? Ti ricordi anche in Slovenia, in Francia, e me trovavo sempre su ste montagne là che neanche a net, cioè dal basso a me fea Singano com'è? Cazzo, porca troia, cioè io sono un singano del pianura a caso, cioè col camper sono un singano del pianura, dopo con Miss Martina e con le moto là andavo a fare di quelle robe che non hai neanche idea, cazzo, però col camper no. Ah, guarda che intravisto, tu sarai curioso di capire cos'è quella roba là. Allora, guarda, di sta roba ne abbiamo già parlato, praticamente è il mio pannellino solare portatile, vedi che è quello che si chiude al libretto, aspetta ti faccio vedere, vedi? Eccolo qua, e lo usavo in bicicletta, campeggi eccetera, però nelle giornate di sole o in ogni caso, cioè è sempre comodo anche come parasole, difatti se tu lo senti è bello caldo caldo caldo, e se no non siamo in estate, siamo ancora a febbraio, va tranquillo che ti fa da ulteriore ricarica, quindi sì, i pannelli dici stanno caricando, cioè nel senso le batterie sono già al massimo, vedi sono a 13,3, 13,4, però ciò perché non approfittare di questa ulteriore energia, di questo ulteriore pannellino, no? Così poi per sera ho le batterie completamente cariche, cioè, e tutti i miei strafanti, i power bank li carico con quello piccolino, no? Che significa che nonostante non abbia avuto problemi qua di energia, posso tenere il computer acceso un po' di più, non devo magari se vado via stare là attento a spegnere il monitor, tutte quelle cazzatine là, insomma, ecco che c'è gente che le fa anche a casa, insomma, voglio dire, però a me piace passami il termine, lo spreco, cioè nel senso l'avere la possibilità, visto che è gratuito, di tenere le cose il più tempo possibile accese, no? Hai capito? Cioè è bello, è una sorta di soddisfazione, è una sorta di traguardo, dice guarda cosa sono riuscito a creare, no? Come sistemino che è tutto gratuito, mi mantiene computer questo e quello acceso per tutte queste ore.
L'unico problemino, a parte che ne avevamo già parlato, è stato durante quella settimana e mezzo così di pioggia e nuvolo, 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 che proprio non c'era sole e quindi puoi avere tutti i pannelli che vuoi, come dico sempre, ma se la luce non c'è, cosa vuoi catturare? Se non c'è, appunto. E lì, vabbè, problemi zero. Per viverci comunque non ci sarebbe stato nessunissimo tipo di problema. Il punto è che io adesso lavorando col computer ho bisogno di passare tante ore col computer, anche magari in risparmio energetico perché non ha bisogno di processore, perché faccio cose magari leggere, tipo quando faccio le campagne di marketing, eccetera, però ha bisogno di stare tante tante ore accese. In quel caso niente, aree di sosta gratuite e via. Quindi fai andare il frigo a corrente e la stufetta a corrente, quindi risparmi ancora di più, tra l'altro, hai capito? Ciao mia memona. E tadan, la luce col sensore di movimento carica. Perfetto. E il CP. CP, fai un saluto. No. If you believe in democracy, if you have hope in